La Polonia detta legge a Terenzano nella semifinale del campionato del mondo Speedway Under 21 che si è corsa nella serata di sabato 8 giugno sull'Ovale Friulano, dove sono stati assegnati 4 pass per accedere alla fase finale che partirà venerdì 14 giugno dalla Svezia. A trionfare nella gara in terra friulana è stato il talento polacco Sebastian Zostak con 14 punti, frutto di 4 vittorie ed un secondo posto nelle batterie. Al secondo posto si è piazzato il danese Bastian Pedersen con 13 punti. Completa il podio l'altro pilota polacco Jakub Krawczyk, terzo con 12 punti. Quarto si è classificato il lettone Francis Gutz con 12 punti. Spettacolare la batteria di spareggio per assegnare il terzo e quarto gradino del podio, che significava conquistare il pass per la fase finale del mondiale, con Krawczyk che dominava con uno straordinario sorpasso sul finale. Secondo il lettone Gutz, terzo e fuori dai giochi per le finali il danese Nagel. I 16 piloti provenienti da 12 nazioni e 3 continenti hanno dato vita ad una spettacolare gara organizzata dal Motoclub Olympia, che ha deliziato il numeroso pubblico presente a Terenzano. Ottima esperienza per i piloti italiani. In nona posizione con 6 punti complessivi si è piazzato Matteo Boncinelli, portacolori del Motoclub Olympia, che ha conquistato una batteria. 14ª posizione per l'altro pilota azzurro Mattia Santinelli del Motoclub Big River Castelmassa.